Che impressione ti ha fatto il presidente Khatami? Beh, diciamo che questa è la celebrazione dei luoghi comuni e osannata, applaudita dal pubblico udinese. Khatami ha girato attorno a dei problemi senza andare a fondo, perché chiaramente andando a fondo si scopre che tutto quello che lui ha detto è falso. Non può paragonare l'occupazione tedesca della Francia all'occupazione israeliana dei territori, c'è addirittura l'ambiguità su che cosa si intende per territori occupati, perché secondo il fondamentalismo arabo-islamico il territorio occupato è tutta la Palestina, Israele non ha diritto, quindi lui, giocando sull'equivoco, riesce a fabulare il pubblico, e a raccontare quello che il pubblico vuol sentire, che non sa la storia, che è imbevuto di propaganda. Dunque mi pare un attacco un po' polemico. Spieghiamo subito che Elio ha molti motivi per farlo, credo non sia il solo. Tuttavia facciamo un passo indietro e ricordiamo che stamattina abbiamo ascoltato il presidente Khatami dire molte cose. Il presidente Khatami, rispondendo alla fine alle domande del pubblico, se ne è vista rifilare una niente male, e dopo aver, diciamo, lungamente meditato, ha prodotto una risposta di credo 8 minuti, l'ho filmata Sì, in tutta quel, e ve l'ho fatta vedere dopo in separata sede, e tu adesso, diciamo, ci hai già prodotto il tuo commento. Anche tu, Giorgio, hai visto L'ho la... visto ora perché non sono riuscito a esserci oggi. Certo che è straordinario, per usare un eufemismo, sentir dire che la forza non può essere origine del diritto da parte di chi sta allestendo e dichiara di avere diritto a farlo una bomba atomica. Quindi è un'affermazione piuttosto notevole, direi. Io condivido le opinioni naturalmente di Elio, però vorrei aggiungere anche una cosa, fare un paragone. Noi stiamo in questo momento, l'Europa nei confronti di Ahmadinejad sta vivendo una situazione molto simile, un déjà vu in qualche modo, una situazione molto simile a quella che purtroppo l'Europa ha già vissuto alcuni decenni fa. Abbiamo posso dirlo, lo dico senza problemi, un pazzo però eletto democraticamente, abbiamo un dittatore che è stato eletto con un programma dichiaratamente antisemita, esattamente come Hitler. Non è che Hitler è stato prima eletto e poi si è scoperto che lo aveva detto da subito. Quindi c'è questo primo paragone e la parte peggiore del paragone, più preoccupante del paragone, è che ora invece saremmo al 39, e cioè tutti noi, molti di noi, troppi di noi sono potenziali Chamberlain disposti a vendere i Sudeti, nella fattispecie i Sudeti sarebbero Israele, in cambio di qualche mese di pace, di presunta pace, perché come ha detto bene Churchill, Chamberlain si è venduto l'onore senza aver acquistato la pace, quindi è stata una vergogna fine a se stessa. Stupisce, amareggia, dolora, come posso dirlo, insomma preoccupa questa chiusura, questa cecità dell'Occidente, perché noi europei in particolare, bisnipoti trisnipoti della pace di Westfalia, quindi della fine dei conflitti di religione, sancite come fine, figli o nipoti dell'illuminismo e così via, non riusciamo a pensare ad una componente, ad una matrice religiosa di questo conflitto, ma in realtà ce l'ha. No, io credo che non è che non la vogliamo pensare, non la vogliamo vedere perché ci costerebbe poi la fatica di una revisione delle nostre posizioni. Israele invece prende terribilmente sul serio questa minaccia nucleare iraniana e è addolorata, si sente è preoccupata naturalmente in prima persona, in proprio per questa situazione, e ancora più è angosciata da questa cecità degli europei, perché capisce bene quello che dicevo prima, che molti, troppi europei sono disposti a barattare l'esistenza stessa di Israele con un'ipotesi, con una speranza di pace. Questo è estremamente preoccupante.
Posso farti una domanda? Certo. Da europeo, se accetti una domanda, diciamo così, provocatoria, perché dovrei La fidare? sollecito. Perché dovrei fidarmi dell'opinione di un amico degli ebrei e non dell'opinione di un illustre uomo di Stato che viene dall'Iran? E perché leggere la realtà con questa ottica che mi hai illustrato e non con quella, diciamo, affascinante che ci ha Ma proposto oggi il guarda che Presidente? io reputo, questa non è una mia interpretazione, io semplicemente ascolto senza illudermi quello che da Khomeini in poi, Khatami e avanti hanno detto. Non è questa, la mia non è una soffiata che mi ha fatto qualche amico di Khatami o qualche nemico di Khatami, semplicemente ascolto e credo che se una persona mi dice rosso vuol dire rosso. Ecco, io mi sono permesso di diffidare della tua Ma opinione, certo, hai Giorgio, fatto- hai perché io fatto so che tu benissimo. sei partigiano. Hai So che fatto sei benissimo. partigiano, rappresenti, possiamo dirlo, perché è un'associazione, non è segreta, come si chiama? L'associazione Italia-Israele, Ecco, hai che nominato... comunque, insisto, non è un'associazione di ebrei, quindi non è la comunità ebraica. Però è amica degli ebrei. Certo, di Israele, è amica di Israele. E in questo senso io mi sento, diciamo, un po' emozionato nel mediare, a questo punto mi permetto di interpretare, nel mediare tra due posizioni che tu illustri come antitetiche. È vero, è una mia impressione, c'è un irriducibile a questo punto conflitto con il paese che oggi il presidente Khatami, diciamo, in qualche misura ci ha illustrato come un paese che va avanti verso un cammino, diciamo, di sviluppo anche culturale e democratico. Ma così sembra, solo che sai, esiste una, sia pur flebile, ammetto, flebile speranza, ed è in fondo questa speranza che vorrei verificare con la nostra ospite di domani, proprio chiedendole questo. Cioè, sappiamo che ci sono tanti Islam ed è un errore questo di fare denier bon fasce, c'è un Islam fondamentalista, ma c'è anche degli altri Islam con diverse sfumature. In particolare l'Iran è stata la culla della parte più colta, più raffinata, più sofisticata proprio dell'Islam. Faccio due nomi fra tutti, Zoroastro e Omar Khayyam, cioè erano persiani, quindi basti questi due enormi nomi per far capire. E allora so che ci sono degli oppositori al regime, mi piacerebbe sapere se questi oppositori sono purtroppo ridotti al silenzio perché sono una minoranza oppure se sono una maggioranza silenziosa, se c'è qualcosa che noi Occidente possiamo fare per aiutarli, per farli sentire meno minacciati, perché lo sappiamo che lo sono. Certo, permettimi di vibrare nel sentire pronunciare questo, non so se Non l'ho definire, detto apposta. un proclama noi occidentali. Posso parlare Perché? con un altro occidentale Certo. per chiedergli a questo punto di chiarirmi le idee. Ricordati il titolo di Fiamma Nilstein, Israele siamo noi. Se tu mi costringi a parlare di Fiamma Nierenstein dobbiamo deviare abbondantemente. No, parliamo di Khatami. Siamoci sul concetto, Israele siamo noi. Lasciamo stare chi l'ha scritto. Allora, Israele siamo noi, Elio. Sì, io posso raccontare che anch'io mi In un minuto, mi associo alle parole di Giorgio. Io sono ebreo e quindi mi sento anche maggiormente forse coinvolto dal punto di vista emotivo, però questo non conta nulla perché negli anni 90 io ho seguito il processo di pace di Oslo, Rabin e tutte quelle vicende ed ero rattristato da certe posizioni un po' rigide degli oppositori di Rabin, ma quando è iniziata l'intifada io mi sono documentato. Ho approfondito il problema, non in quanto ebreo, perché volevo conoscere meglio la storia di questo conflitto e le sue caratteristiche.